Stadio Mario Battaglini, benvenuti per la quarta giornata del campionato d'eccellenza 2012-2013. Prima di partire col kick-off volevo presentarvi il nostro commentatore tecnico Mattia Dolcetto, tecnico federale responsabile CIF. Ciao Mattia, benvenuto. Ciao, grazie. Intanto siamo partiti con questo minuto di silenzio in onore di Piero Dotto, sì, un grande giocatore treviso scomparso prematuramente questa settimana. Tu che ricordi hai di questo grandissimo tre quarti? Mi ricordo che qua al Battaglini, quando giocava con la grande Benetton, quando c'erano veramente grandi scontri con Rovigo, è stato veramente un duro colpo per il movimento reguistico. Soli 42 anni ci lascia, il nostro pensiero va a lui in questo inizio di match. Veniamo alla partita. Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta contro la capolista Cavalieri Prato. Basson, Lubian, Menon, Pedrazzi, Bacchetti, Duca, Wilson, De Marchi, Ciocchina, Persico, Montoriol, Tumiati, Lombardi, Gatto, Quaglio. In rosso-blu risponde la squadra toscana con Berryman, Vezzosi, McCann, Guaini, Sepe, Della Rossa, Patelli in mediana, Bernini, Pettilo, Saccardo in terza linea, Niffo, Cavalieri in seconda, Rohan, Giovanchelli, Borsi. È la prima linea della squadra allenata da De Rossi e Frati. Certo, un ragazzo anche lui molto molto interessante. Parte il calcio di Prato e non si smentisce, infatti. E al sesto minuto c'è il calcio del Prato. C'è dei movimenti strani al limite del regolamento in cui i saltatori shiftano. Sì. Non è questo il caso, mi sembra. Comunque è una buona occasione per il Rovigo perché mette in difficoltà il possesso di Prato e conquista la palla ed è una buona palla da attaccare. Attenzione, è meta. No. Jeff potrebbe dire questa è la meta e ve la dedico tutta. Ed è meta. Bene. Mette il Jeff Monteriol. Stefan. Sì. C'è. Molto bene Rovigo. Meta trasformata al 18esimo. Di poter parlare di questo. Parte Della Rossa, centrale, sì, e centri i pali 2 su 2 e ora bisogna giocarli vicino. Siamo vicini, c'è un pick and go, siamo in vantaggio, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo giocare sereni. Gatto ancora forse prova il pick and go, lì attorno, attenzione, forse va oltre Nicola, apre dall'altra parte con Duca per Bach, ma poi sicuramente si ritornerà sul vantaggio del Rovigo. Sì, purtroppo era buona l'idea, però il difensore di Prato aveva letto l'entrata di Bacchetti dopo Duca. È così. Ammonizione per Borsi quando siamo al 42esimo. Ritardano un po' i giudici in linea ad alzare queste bandiere, però alla fine le alzano, per cui si chiude il primo tempo della partita Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta Cavalieri Prato con il Rovigo 10, mentre la squadra toscana è a 6. Gli applausi per Lombardi. Intanto parte Della Rossa. Sì. Al sesto minuto calcio piazzato di Della Rossa per il Prato. Per sottolineare anche che in questo momento siamo anche in power play, siamo in più, abbiamo un giocatore più in campo e questa situazione non è stata sfruttata, però c'è una punizione per noi. Parte Stefan e Basson la mette. Quando siamo all'ottavo, calcio piazzato di Stefan Basson, è sgusciato dal drive da solo, appena Andrea adesso. È un buon calcio. Attenzione, c'è una presa difettosa, parte Andrea De Marchi che è contrastato da Angaini. Ora bisogna giocarla, veloce. Bach prova all'interno e collo di Giovanchelli. Ma lascia giocare. Se non detti qualcosa prima. Ancora. Giovanchelli mette le mani nel collo. Gioca il vantaggio. Gioca il vantaggio. Giochiamo il vantaggio. Stefano in ruolo di mediano di mischia. Aaron Persico per Menon. Purtroppo giocano troppo profondi e quindi l'arbitro è costretto a tornare sul calcio di punizione. Questo calcio per il più 7. Sì. Direi di sì. Molto bene. All'11esimo. Ed ora sarà interessante riformare la linea difensiva a sinistra perché sono veloci. Attenzione Vezzosi.
tenta l'intervallo ma non riesce a bucare la difesa, ancora Garfagnoli, avanti, e avanti, e finisce la partita, finisce la partita, vittoria della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta sui Cavalieri Prato, vittoria che serve come l'acqua a questa squadra. Durante la settimana erano stati richiesti attributi, orgoglio, passione, legame alla maglia e la squadra di Pola Rulla messa in campo. Certo, infatti bisogna fare i complimenti a Pola e a tutti i suoi ragazzi che anche in momenti di difficoltà, si era visto da subito dai primi minuti che questo Rovigo aveva voglia di vincere e non avrebbe dato per scontato niente, quindi complimenti ai ragazzi, complimenti allo staff, e bene così.